Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì facciamo un po' vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo fare durante l'anno. Ci troviamo in un nostro vigneto, in questo caso stiamo facendo il video gli ultimi giorni di giugno, stiamo facendo la cimatura. In questi giorni le viti stanno spingendo molto nella parete fogliare, per cui periodicamente va fatta la cimatura. Però stiamo anche facendo un altro lavoro, non direttamente in vigna ma nei campi seminativi, cioè la raccolta del nostro grano. Ci troviamo in un vigneto che è confinante, ecco, con un nostro piccolo appezzamento, in questo caso appunto di grano. Era stato seminato ovviamente in autunno-inverno, insomma, ecco, è stato seminato a novembre. E in questo momento è giunto il momento di andare a raccoglierlo. Il papà si sta occupando, diciamo, del trasporto, mentre ovviamente abbiamo chiamato un terzista per quanto riguarda la trebbiatura e quindi l'operazione tecnica della raccolta del nostro grano. Ecco, allora, come avevamo previsto, sono venuti a battere il grano anche in questo appezzamento, quindi stanno proseguendo, insomma, con la trebbiatura per oggi. Non lasciamo, come vedrete dal video, la paglia nel campo, ma avendo il convogliatore, questa trebbia distribuisce, diciamo, raccoglie, sistema appunto la paglia dopo che è passata a trebbiare il grano, e quindi la stende la paglia in modo abbastanza ordinato nel campo, e quindi poi si procederanno con i lavori di raccolta, quindi della paglia attraverso la pressa, quindi si faranno le rotoballe. Al momento appunto hanno iniziato questo appezzamento, adesso il papà è andato a recuperare il rimorchio, quindi vedremo se poi riusciamo a fare qualche spezzone anche dello scarico. Ovviamente queste sono giornate piene per noi, molto intense, per cui magari non riusciamo a documentare tutti i passaggi, però ecco, il grano che quest'anno è rimasto relativamente pulito, probabilmente anche grazie anche un po' alla siccità degli ultimi mesi, quindi le malerbe sono riuscite a contenersi bene. Abbiamo fatto un diserbo ancora quest'inverno, insomma in autunno. Sicuramente il grado di maturazione è molto buono, nell'ultimo mese e mezzo praticamente non ha mai piovuto, per cui maturazione molto molto favorevole. Quando la tramoggia della trebbia è piena, scarica nel rimorchio e attraverso appunto il braccio una coclea che spinge il grano verso appunto il braccio. Per fare i trasporti del grano usiamo il nostro Lamborghini 140 con la vasca d'acciaio Deusanio, che tra l'altro è la stessa che usiamo poi per i trasporti dell'uva. Ecco, adesso la trebbia ha cambiato campo dopo che ha finito quel piccolo pezzamento e hanno attaccato di nuovo la barra in modo tale che adesso è pronta per operare appunto il raccolto.
Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, un po' diverso dal solito perché ci siamo occupati mentre facevamo lavori in vigneto, comunque anche di fare un piccolo documento, ecco, della raccolta del grano. E quindi niente, vi ringraziamo di essere stati con voi. Se volete iscrivervi al nostro canale ci fa piacere. Se avete qualche commento, qualche cosa, scrivetecelo pure. Se siete in trebbiatura scrivetecelo, ci fa piacere. E ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata.